Di Pre, finalmente ho il piacere di Ciao Andrea. Ciao, non più quindi Andrea Di Pre per il sociale, ma finalmente Andrea Di Pre per Andrea Di Pre, giusto? O meglio, Alberto Lipari per Andrea Di Pre. Innanzitutto cominciamo. Come ti sembra Marsala? Per la prima volta qua a Marsala. Marsala è uno spettacolo panteistico ma anche storico. No, per la seconda volta devo dire, però oggi con te la vedo in un modo diverso, molto più naturalistico, intatto, un paradiso. Certo. È la prima volta che sei intervistato qui sul web? Sul web? Beh, diciamo che in un contesto simile è la prima volta. E con Alberto Lipari. Mi fa piacere perché sei una persona che ammiro, che ho seguito, che ho visto nei video, quindi ti ringrazio, sei gentilissimo. Va bene Andrea. Tutto bene, continuiamo. Va bene Andrea. Allora, parliamo un po' di te. Innanzitutto, come nasce Andrea Di Pre? Allora, diciamo questo, però ti premetto una cosa, Alberto. Io solitamente non mescolo il mio privato con quello che dico, perché non per fare lo snob o altre cose, perché è una situazione così complicata, intricata, che effettivamente ogni cosa che dico rischio di dire un qualcosa che non va bene a qualcun altro, quindi tendo un po' ad archiviare, a isolare le vicende private. Però come nasce Andrea Di Pre? Io sono ufficialmente un avvocato, questo lo dico perché risulta dalla legge, cioè risulta da iscritto degli avvocati, poi per varie vicende non più iscritto all'ordine, queste sono cose che va bene, però insomma sempre avvocato e critico d'arte. Però mentre avvocato lo sono perché i documenti lo attestano, critico d'arte invece diciamo sono critico perché sono riuscito a introdurre nella storia dell'arte dei concetti nuovi come quello di opera d'arte mobile, e ho anche portato alla luce artisti che oggi sono famosissimi, fra tutti Osvaldo Paniccia, che è defunto, ma sono anche colui che ha fatto fare un quadro a Sasha Grey, e quindi un quadro storico a una grande persona come Sasha Grey, quindi ho creato molte dinamiche, e quindi per l'arte penso di aver dato molto. Non mi interessano i riconoscimenti nel presente, cioè non mi interessa anche se il presente molte volte dicono ma tu fai arte che non è arte, così. Io lo faccio perché voglio sottoporre alla legge dell'idea una passione insaziabile. Poi per il resto. Vabbè, parliamo di questo tuo modo di scoprire personaggi, questo tuo modo di intervistarli, magari di andarli a trovare in giro per l'Italia. Esatto. Cosa provi nel momento in cui intervisti un personaggio strano, magari ti dice delle cose un po' insensate? Allora bisogna distinguere poi i due aspetti, del Di Pre per lei e il Di Pre per il sociale. O meglio, nel Di Pre per lei, cos'è il Di Pre per lei? È quando io presento un'opera d'arte mobile, cioè presento una creatura di sesso femminile con la quale bene o male c'è un rapporto. Questo è importante. Cioè, quando vedete Di Pre, questo non l'ho mai detto, ma nel Di Pre per lei vuol dire che nel soggetto, nell'intervistata o nell'incontrata c'è sempre un qualcosa. Un rapporto che non è normale, è un qualcosa in più, cioè che può essere non solo anche di natura fisica soltanto, però c'è qualcosa, e questo perché rientra nella mia dimensione sibaritica di concepire la vita, invece nel sociale mi fa piacere quando vedo persone che hanno un carisma innato e che magari riescono poi a diventare dei fenomeni, perché il procedimento è quello del Grande Fratello, a me dà fastidio quando mi dicono no, quello non meriterebbe l'attenzione. Non è così. Quando uno diventa popolare vuol dire che se lo meritava, non importa, non importa quello che rappresenta, è popolare e basta, e quindi diventa un dato di fatto. Ascolta, tu hai avuto modo di intervistare Maria di Trapani. E lei rientra in questo discorso, a parte che è una creatura stupenda perché non finge, come alcune dei migliori delle persone che ho incontrato, non finge. La persona che non finge va sempre rispettata. Ovviamente io personalmente posso non condividere alcune cose, ma questo fa parte di una visione personale. La rispetto perché crede veramente in quello che fa, esattamente come ci può essere la suora o l'ecclesiastica che crede realmente, quindi va rispettata, così come la pornostar che fa questo mestiere e crede nella... Tu prima di intervistare Maria di Trapani credevi che lei fingesse? Sincero. No, io ho visto guardando magari i suoi video. No, vedevo subito che, ma forse perché anche l'occhio allenato, vedevo che era pure, infatti sono venuto fin qui apposta anche perché merita attenzione. Va bene. Tu sai che io conduco una trasmissione per Cuori Solitari. Tu sei il nuovo Castagna di fatto, ma dicevo prima il timbro vocale di Castagna.
e hai l'approccio non un approccio sincero alle persone che incontri. Ispiro fiducia. Questo, dopo non lo so, magari dentro chissà, me lo dicono in modo. ma in realtà ecco. Va bene, parliamo ora dei tuoi sentimenti. Tu intanto sei singolo, sì. Allora, non sei sposato. allora, su questo, ecco, puoi dire questo, non sono sposato, non sei sposato. Però sul resto è troppo sei innamorato? Una situazione difficile. Allora, Alberto, io ti posso dire una cosa. Sì. Innamorato del tuo lavoro. Allora, un grande poeta scrisse il De Amore un tempo. L'amore è una situazione un po' particolare. Io identifico l'amore con il sesso. Certo. Cioè, questo, capito, non sono separati. Per me il sesso è l'amore. Esatto. Non so se è chiaro il discorso. Sì, sì, chiarissimo. Quindi chiarissimo. Vabbè, parliamo ora invece. E poi moltiplico i rapporti. Comunque, ecco, allora, il tuo ideale di donna. Cioè come dovrebbe essere? Esatto, diciamo questo, io sono dello Scorpione, sì. e sono nato con Venere potentissima, quindi per me la donna deve essere misteriosa. Mi piacciono, quindi il mistero ti attrae? Mi piacciono le donne che fanno cose estreme, mi piacciono le donne misteriose, non banali, cioè che l'aspetto fisico è importante ma fino a un certo punto, certo. Mi interessa la donna che sia perversa. Trasgressiva. Sì, questo, ecco, ti dico la verità, me l'hai chiesto, mi piace la donna perversa. Esatto. Va bene. E i tuoi ideali invece? Vedi, silenzio, non ho ideali. Non hai ideali? Non ho ideali. Sogni nel cassetto? Beh, mi farebbe piacere che questi incontri fossero visti da più persone, questo sì, questo sì. Perché io realizzo i video anch'io, certo. Perché voglio che siano visti, però non voglio stabilire gerarchie, ma voglio solo che siano visti, nel bene o nel male devono essere visti. Esatto. Un'altra domanda, Andrea, la cosa peggiore che hai fatto nella tua vita? Ma ascolta, allora fermati Alberto, allora qui ce ne sono no. Allora, il problema è questo qua, io vivo nella dimensione kafkiana del processo di Kafka. Se avete letto il processo di Kafka, un innocente si trova coinvolto in tutte cose che gli capitano perché un'oscura forza negativa domina il mondo. Quindi io, questo lo posso dire, possono non credersi, io sono la persona più onesta, cioè sono onestissimo, però mi trovo purtroppo perché ed essere preso per disonesto. No, cioè, succede pure a me, guarda, è una cosa normale. Aspetta. No, mi trovo, allora, siccome io ho fatto l'errore, che però è un onore, di essere andato contro i poteri forti, cioè io sono andato contro il sistema di imporre alcuni nomi, e questo dà fastidio, fanno di tutto per cercare di togliermi di mezzo, questo è il fatto, ma a me non interessa niente però purtroppo mi trovo in situazioni, ecco perché, parlando anche quando sento Grillo che parla in politica, no, posto ai condannati, ma cosa ne sa lui? Cioè, uno può essere condannato, cioè la giustizia non è quella terrestre, è solo quella divina, quindi nessuno può sapere. Io sono contrario, cioè se uno fa le cose giuste e porta allo sviluppo e al progresso un popolo, deve essere rispettato. Eppure sai, come parli, mi sembri che hai un po' di sgarbi. No, chi è? Leggermente. Chi è? Vittorio Sgarbi. No, non so chi sia, guarda. Dal modo in cui sia, cioè, se mi parli oggi di, io conosco te, conosco Maria di Trapani, conosco Giuseppe Simone, conosco Peppe Fetis, conosco Rosario Muni, cioè questi conosco, ma se mi dici come si chiama? Sgarbi. Non ti viene niente? Non mi sapete nulla, anche perché le persone, cioè tutto ciò che non mi interessa lo cancello, come un computer, sai che quando butti nel cestino ciò che non ti interessa. Quindi. È una cosa comunque questa fondamentale per andare avanti nella vita. Ma anche perché comunque io ho una dimensione, adesso non guardo molto a ciò che accade anche all'estero, quindi ho dei rapporti molto forti anche con la realtà californiana e quindi mi interessano più alcune persone che... Va bene, come mai hai pensato di introdurti in questa strada, cioè delle interviste? Beh, allora, da critico d'arte ad intervista. Come critico d'arte ho sempre un mezzo televisivo, l'ho sempre usato da più di 10 anni, anzi acquisendo anche 2 canali su Sky, di PreTV, di PreTV 2, per proporre degli artisti. Poi però
il web, l'internet nasce con Osvaldo Paniccia, è lui che per caso, così io ho visto quanto il web sia importante, di fatto oggi è il mezzo più efficace, anche, è vero che ci sono ancora alcune censure, però rispetto al mezzo televisivo è molto più, permette a tutti di potersi esprimere. Vabbè, secondo te le persone che tu intervisti, un tuo parere, cosa pensano di te? Ma guarda, quello che pensano, cioè se una bicicletta cade in Cina mi interessa di più. Io purtroppo ho questa... io sono trentino di origine, forse dal mondo tedesco ho preso questa indifferenza assoluta a ciò che pensano gli altri, proprio un'indifferenza scientifica proprio. Sei un grande, sei. No, ma è così, deve essere. Però è anche vero che amo il piacere, cioè, quando vedo che una persona che io ho presentato, magari facciamo un lavoro umile, poi diventa improvvisamente ricca. Ecco, io traggo ispirazione dalla serie televisiva Fantasilandia, non so se ve la ricordate, dove quest'isola la gente arrivava per vivere alcune emozioni e poi cambiava, ecco, ed è un po'. Tu lo fai molto nell'ambito dei cuori solitari, giusto? Però quello che tu vuoi fare, e penso che lo stai facendo. Invece nel mio caso non tutti, è un po' un discorso che può, cioè, siccome io tratto nel sociale non solo ciò che è giusto ma ciò che è anche ingiusto, quindi delle volte la gente avverte questo come qualcosa anche che dà malessere, però fa parte della vita. Vabbè, un'altra cosa, Andrea, tu conosci moltissime donne, anche perché fai un lavoro che bene o male ti conoscono tutti, e ripeto, conoscendo tantissime donne, frequentando tantissime ragazze belle di qualsiasi età, come mai fino ad oggi nessuna di queste donne è riuscita a catturarti? Cioè, no, anche questo teniamo un po' di mistero in questo. Anche a livello, anche a livello sessuale. No, a livello sessuale no, a livello sessuale non... Cioè, tu da che punto di vista intendi? Cioè, a catturarti proprio sentimentalmente. Ma no, ma è difficile fermarsi. Perché tu sei concentrato sul tuo lavoro? No, ma è difficile, cioè, il problema è questo qui. Allora, noi viviamo in una società, almeno quella cattolica, a parte che io sono di preista, quindi, e sai che io ho nominato diverse sacerdotesse di preiste. Però siamo abituati in Italia soprattutto a una realtà che deve essere quella della monogamia, cioè del rapporto uomo-donna e basta. Ecco, in realtà uno deve seguire la felicità, quindi è difficile. Per esempio io apprezzo molto quelle coppie che sono aperte, cioè che dicono va bene, c'è complicità fra noi, quindi c'è magari, perché la vita, questo è importante, è vero, perché la coppia è importante, perché i problemi, cioè finché le cose vanno bene è tutto felice, ma dopo uno deve anche affrontare situazioni, ecco, quindi la persona che realmente ti vuole bene può essere utile, cioè utile comunque, però è anche vero che per la felicità invece io credo solo nella moltiplicazione dei rapporti, è questo quindi tu, anche tu dai, è normale, anche è normale. Tu chissà quante certo, però è normale anche che tu sei nella mia trasmissione e sei un cuore solitario, dico bene? Ma io sono sempre un cuore, anzi si vogliono scrivere, ma a dire il vero... vabbè, possono mandarti un'email. Sì, ma non riesco più a leggerle, guarda, non riesco più a... Arrivano tantissime. No, l'unica sarebbe... Vabbè, insomma, comunque no, ma lasciamo stare, voglio che rimanga un bel programma e non... Meglio non esagerare. Che non sia vietato, altre cose. Comunque Alberto, continua pure, e poi arriviamo... Ritornando al discorso, Andrea, ritorniamo al discorso donna, aspetto fisico, secondo te, esatto, cioè un tuo parere, l'aspetto fisico della donna, come dovrebbe essere per attrarti? No, ma su questo guarda, non è importante, cioè l'aspetto fisico è importante. Da Dore ti ho detto che siano misteriose, che non siano facilmente afferrate. Ma oltre al mistero io penso l'aspetto fisico ti attira, no? Beh, ma dopo certo è chiaro che se... posso dire tranquillamente che se ne viene una cicciocella... No, ma allora, ti dico, se è perversa, questo guarda che è molto mentale, sono Scorpione, quindi è molto mentale il discorso. Cioè tu mi vuoi dire che se viene anche una donna in carne, cicciottella, che sia misteriosa... Ma dipende, esatto, dipende, l'importante è che abbia una mente molto aperta e soprattutto che sia capito, che deve essere perversa, ecco. Non dico altre cose, però è importante, ma è sempre così, perché altrimenti non c'è feeling.
Il feeling è importante. Altrimenti esiste, allora è un rapporto di lavoro e basta. Certo. Ecco perché spesso le relazioni migliori sono quelle negli autogrill, in certi posti, perché le vedi subito. E poi ricorda, l'amore e il sesso sono come una fetta d'anguria, devi cogliere la palla al balzo subito. Perfetto. Nelle tue interviste tu fai capire alla gente che ti guarda che tutte le tue intervistate abbiano sì e no avuto rapporti con te. Ma è vera questa storia? Io questo concetto esattamente, allora, perché rispetto alla privacy di ciascuna certo. delle incontrate, più che intervistate, perché se per rapporto diverso intendiamo non solo il rapporto sessuale completo, sì. Va bene? Che poi sia anche quello, quindi il rapporto penetrativo, va bene? Sì. Ma se intendiamo anche il semplice SMS spinto, vabbè, o volgare o spinto, insomma, allora tutte. Cioè non esiste che non ci sia almeno un SMS spinto. Però certo. Voglio dire, è già qualcosa, perché non è che tu a una qualsiasi, non so se cioè, è già qualcosa, ma quello è il di pre per lei, basta. Esatto. E riguardo a queste donne, cosa gli prometti tu a loro per loro essere così disponibili? No, beh, allora più che promettere può essere che loro magari vedano in te, si vedano diverse cose, insomma, diciamo, penso che comunque per loro posso essere una persona che ci ha saputo fare a livello magari nei discorsi anche economici, può essere, certo. Perché sappiamo che spesso la donna, la femmina è attratta oltre, non solo dall'aspetto fisico ma anche da elementi esteriori, quindi dalla ricchezza per esempio, oppure da una vita, quante donne magari cercano, oggi magari sono trasgressive, sì. E magari cercano anche situazioni, vicende trasgressive anche a livello di sostanze, di vita, certo. Capito? Quindi sono attratte anche da questo, da tutti questi aspetti, che però non sta di fatto, però che c'è sempre un quid, altrimenti si va in altri contesti. Quindi ci sono anche donne che vedete nel di per il sociale o in altre certo. cose, vuol dire che lì c'è rispetto sempre, però non posso dire che certo. Riguardo al tuo lavoro, qual è la rubrica attualmente che va forte? Beh, allora, a me piace fare il di pre per lei, devo dire, va forte il di pre per il sociale. Il di pre per il sociale? Sì. Cioè l'intervista ai tipi strani? Va forte nell'intervista a soggetti con grande carisma, molto particolaristici, e questo... Esatto. Ma ti allarghi ovviamente in tutta Italia? Sì, ma anche all'estero. Sì. Come... Cosa pensi delle donne? Secondo te sono tutte facili? No, non lo sono. Allora, io ultimamente sto conducendo una battaglia contro quelle che io definisco, perdonatemi il francesismo, fighe di legno. Sì. No, perché è giusto, cioè, secondo me una donna deve darla, cioè questo è il discorso. Certo. No, ma è vero, perché quindi dobbiamo insistere sulla Maria di Trapani. Allora, no, ma è giusto, cioè, io infatti l'ho chiesto anch'io, cioè, alla fine bisogna arrivare a questo, però so che ci sono donne che ma sbagliano a far così, sbagliano, certo. Perché la natura è per il... Dopo è chiaro che devono scegliere loro certo. a chi darla, per dire, però certo. Devono darla. Quindi io dico a tutte le fighe di legno, datela. Riguardo invece la violenza sulle donne. Beh no, ne hai parlato tanto. No, questo è un fenomeno gravissimo, certo. Questo è un fenomeno gravissimo, però vedi, cioè, se ci fosse più libertà sessuale ci sarebbe più libertà sulle donne. È come certo. La marijuana, cioè, se fosse libera, tutto collegato. Ci sarebbero meno traffici, cose varie, tutto collegato. La libertà sulle donne c'è perché una società troppo inibita poi fa esplodere queste persone che commettono questi gesti. Ti voglio fare una domanda strana che non c'entra col programma. Cosa ne pensi della liberalizzazione delle droghe leggere? Sono totalmente a favore. A favore completamente. E anzi, io stavo cercando di cambiarmi le elezioni europee perché non è possibile che uno certo. deve andare in Olanda o in Portogallo per farsi una canna, che poi, no, per quelle leggere soprattutto, certo. Poi altre cose andrebbero analizzate, ma anche perché già attualmente le usano per scopi terapeutici. Certo, ma è giusto e ti dico, è uno dei punti del mio programma, certo. A favore totale. Alberto, io capisco, tu giustamente incontri tante persone, oggi certo. Incontri me, ognuno ha la sua visione. Certo. Io non ho mai detto, signori, dovete fare come me. Certo. Questo, ognuno ha il suo modo di esistere, quindi questa è la mia visione della vita.
io non ho progetti, non ho programmi per il futuro, vivo giorno per giorno, del domani non c'è certezza, per me la vita è adesso, la vita è adesso, non domani, non esiste il domani, è adesso, basta, perché altrimenti non si vive più. Ecco perché il dicevo questa concezione, non faccio progetti, per me non esiste la famiglia, cioè il dire, perché non deve essere così, cioè è troppo, cioè, noi purtroppo viviamo in un mondo che è una valle di lacrime, allora bisogna fare di tutto e si nasce per morire, bisogna fare in modo che questa esistenza sia invece col piacere. Siccome quando sei con una, per esempio, con una bella ragazza o donna, va bene, stai bene, quello devi cercarlo in tutti i modi, cioè, dopo è chiaro, uno non è che può tutto il giorno fare sesso o comunque, giusto, è giusto anche che però quando può lo deve fare senza problemi, no? O come dire, cioè, perché se fumare della marijuana dà piacere, perché devono impedirtelo? Certo. Cioè, se è una cosa che non fa male e anzi fa del bene, perché devono impedirtelo? Perché viviamo in una società dove il proibizionismo e l'uomo doveva stare male, perché il male, invece la persona disonesta sta bene, questa è la verità, cioè, è così. Sei favorevole all'eutanasia? Contrarissimo. Contrarissimo. Sì. Contrario, perché comunque non bisogna lottare come Davide contro Golia fino in fondo, anche se uno non vuole, perché delle volte, cioè, ora, noi siamo il nostro cervello e basta, non siamo altre parti del corpo, siamo il nostro cervello. Quel cervello durante la vita può andare in blackout, e allora cosa fai? Sopprimi la persona, devi, anche se cioè non importa, tanto la vita si finisce tutti prima o poi, quindi sono a favore totalmente, ma per ragioni scientifiche, non per altro. Ecco. Va bene. Andrea, sei credente? Credi in Dio? Credo nel dipreismo. Allora, dovete pensare una cosa, quando andai a Los Angeles passai davanti con la macchina alla chiesa di Scientology, ho detto va bene, d'ora in poi mi creo anche io il mio santuario. Cos'è il dipreismo? Allora, il dipreismo professa la felicità da cercare su questa terra, quindi sono dipreista in assoluto, ho già diversi tesserati al dipreismo, e non nascondo che il dipreismo mira anche a creare, come il Vaticano, uno stato, cioè, fisico. C'è uno stato proprio, non c'è diciamo un territorio, ma è giusto che uno dica io sono dipreista, come uno che dice io sono buddista, musulmano, cattolico, eccetera. Di certo le sacerdotesse dipreiste sono invece, nella mia visione religiosa, le uniche amministratrici del culto dipreista sono delle sacerdotesse. Quindi ecco, mi decide la donna, giudico la donna così importante che la reputo, solo la donna può fare sacerdotessa. La prima è stata Jessica Rizzo, devo dire, questo come storia. Come sacerdotessa dell'amore. No, proprio dipreista, Jessica Rizzo. Ma la prima in ordine cronologico, poi abbiamo 3 americane, che sono Sasha Grey, Julia Ann e Courtney Kane. Che tu hai intervistato tutte. Che ho incontrato. E poi ecco, però diciamo per me rappresentano, cioè sono degne di rappresentare il culto dipreista. Dopo o lo sono indirettamente, comunque poi tante altre, ma mi piace far vedere la centralità della figura femminile. Va bene, un'ultima domanda, Andrea. Attualmente ci sono delle candidate che tu stai analizzando? Sì, ma non posso dire i nomi perché sono molto scaramantico e quindi... Sarà una sorpresa anche per i telespettatori. Sì, ce ne sono. Vabbè, l'ultima domanda, Andrea. Per conoscerti di più e soprattutto per farti conoscere da questi telespettatori che ti stanno vedendo per la prima volta o anche per le prime volte, parlaci del tuo carattere, che uomo sei, descriviti per dar modo, appunto, ripeto, a queste persone. No, diciamo questo, io sono uno che non vuol far fatica, vi dico subito, anzi sono contro il lavoro, contro questi aspetti, quindi Noi ci diciamo qui a Marsala l'osso nella pancia. No, io lo dico, io l'ho detto, cioè se vengo eletto voglio istituire una indennità per i disoccupati, perché se uno non vuole lavorare non deve lavorare, non l'obbligo al lavoro, basta con l'articolo della Costituzione che dice l'Italia è la Repubblica nata sul lavoro, ma stiamo scherzando? Ma se io non voglio lavorare saranno affari miei o no? Certo. Quindi no al lavoro. Continuo. Ecco, quindi, e cosa devo dire? Del tuo carattere. È il mio carattere, quindi non voglio lavorare, per me cerco solo il piacere, sono passivo, ma attenzione, non nel senso sono eterosessuale al massimo, questo lo dico, mi dispiace amici, tutti quelli che sono gay, mi rispetto, ma io sono etero, però sono passivo, cioè voglio che la donna sia
come posso dire, ecco, sì, esatto, che sia la donna a fare, ecco, certo. Ma questa è la mia visione, dopo ognuno ha il suo modo. Va bene, Andrea. Forse perché come lo dimostra, però questa è la mia visione. Mi fa piacere che vedi che tu sei sei diabolico, perché riesci vabbè, bravo però, perché sei il re dei cuori e quindi devi ti ringrazio, decifrare. anche tu sei bravo, te la cavi te. Grazie, guardate qui dove siamo anche poi. Grazie anche a voi telespettatori che ci seguite. Questo è tutto, un saluto da Alberto Lipari e dal grande Andrea Di Pre. E seguitelo sempre nonostante questo video, perché so che dopo dico basta, Di Pre non dovevi farlo venire, così, ecco. Ciao ciao. Ciao. Oh yeah!